Direi. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti al secondo appuntamento del ciclo degli ospiti di Rive. Oggi siamo molto contenti di tenere una conferenza del professore Basile Valdez da Princeton. Oggi, come vedete, non sono la professoressa Sapienza che purtroppo non può essere qui in aula con noi oggi pomeriggio. Introdurrà la conferenza da casa tramite Zoom fra pochi secondi. Adesso aspettiamo un attimo che qualcuno entrerà e dopo passo la parola alla professoressa. Ecco. Grazie Clio, mi sentite chiaramente? Bene, grazie. Un po' piano possibile. Un po' basso. Allora, provo a parlare in maniera più sostenuta, così va meglio? Mi sentite? Bene? Ok. Allora, buonasera a tutti. Io mi scuso innanzitutto con il nostro ospite Basile Valdez, che purtroppo appunto non ho potuto accogliere di persona per circostanze che tutti voi potete immaginare, le febbriciattole invernali che in questo momento incutono tanto timore. Quindi sono veramente costernata di non essere con voi e ringrazio tutti coloro che stanno partecipando in presenza nella Sala Morelli della nostra Università Ca' Foscari, e ringrazio anche i numerosi così partecipanti che si sono collegati via Zoom per ascoltare questa conferenza. Io sono davvero molto lieta di accogliere oggi Basile, che conosco da moltissimi anni, quindi per me è veramente un doppio privilegio. E vorrei dirvi due parole brevissime perché non voglio assolutamente rubare tempo al nostro ospite. Intanto due parole su Basile. Basile Valdez è Assistant Professor di Storia dell'Architettura presso la Princeton University, ma in realtà la sua formazione è una formazione francese. Ha studiato in Francia, ha studiato all'École pratique des hautes études, dove peraltro ha insegnato in Francia alla Sorbonne per più di 10 anni, poi all'École nationale de Chartres, quindi ha una carriera davvero internazionale, per così dire. Il nostro Basile è specializzato in storia dell'architettura europea dal XVIII al XIX secolo, e il suo ultimo libro, che si intitola In Essential Colors, Architecture on Paper in Early Modern Europe, della Princeton University Press, è uscito nel 2021 e si interroga proprio sul ruolo del colore nella rappresentazione architettonica occidentale dal Rinascimento al XIX secolo, esplorando concetti come l'imitazione, la convenzione e anche l'affetto. Ma mi piace ricordare anche un altro volume uscito qualche anno fa, del 2013, che è diventato ormai un testo di riferimento per chi studia il mondo delle accademie. Mi riferisco a Architecture et Tradition académique au temps des Lumières per le Presses universitaires de Rennes. Attualmente Basile è impegnato in un progetto molto bello che speriamo di poter leggere presto, speriamo che diventi un libro, e proprio a partire da questo progetto ha deciso di presentare oggi una conferenza che si intitola Venezia città tessile. Basile vorrebbe interrogarsi, anzi si interrogerà, e certamente sarà un viaggio molto interessante, addirittura con un approccio, diciamo così, prevalentemente metodologico, su un aspetto un po' trascurato, se non addirittura dimenticato, nella storia dell'architettura e più in generale nella storia del paesaggio urbano, cioè la presenza dei tessili, il ruolo che i tessili svolgono nel paesaggio urbano. Come dobbiamo leggere queste presenze appunto nello spazio urbano? Cosa ci raccontano in un certo senso del rapporto fra autorità pubbliche e privati cittadini? Che tipo di dinamica restituiscono rispetto ad esempio a un tema attualissimo che è quello della privacy? Questi sono alcuni degli spunti che appunto Basile discuterà nella sua conferenza. Io non vi rubo ulteriore tempo e gli lascio subito la parola, ringraziando ancora tutti e scusandomi per la mia presenza così virtuale. Condivido. Ecco.
Sì, grazie tante. Grazie mille Valentina per la generosità introduzione. Prima di tutto vorrei ringraziare la professoressa Valentina Sapienza e il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali di Ca' Foscari per avermi invitato oggi a presentare la mia ricerca. Devo iniziare a indicare che questa è una fase preliminare, non sono alla fine del progetto e mi vergogno in qualche modo del lato di non essere stato in grado di avanzare così tanto da quando ho proposto di parlarne davanti a voi. Ho avuto accesso all'archivio di Stato solo pochi giorni fa, è un progetto all'inizio, un sacco di idee. Comunque, cominciamo. No, non funziona. Ecco. Ogni volta che descrivo una città, dico qualcosa di Venezia. Qui sono le parole di Marco Polo a Kublai Khan nelle città invisibili di Italo Calvino. Ecco, ogni volta che descrivo Venezia dico qualcosa di una città in generale. E quello che mi interessa qui è guardare alcuni elementi che fanno parte della nostra vita urbana quotidiana e a cui, secondo me, dovremmo prestare maggiore attenzione. Seguirò l'idea di Michel Ducerteau di città come pratica vissuta, costituita non dagli urbanisti o dall'ambiente costruito, ma dalle azioni incipienti e quotidiane dei suoi abitanti. Certo postula che in L'invenzione del quotidiano, il maggior libro del filosofo, certo postula che la città si colloca anche nelle pratiche quotidiane dei suoi abitanti. Il modo di concettualizzare la città da parte di Certeau mette in tensione due poli. Le rappresentazioni della città da un lato, come mappe o schema dell'urbanista, e dall'altro l'esperienza vissuta dei suoi camminatori, residenti urbani le cui traiettorie quotidiane definire cos'è la città. La sua identificazione di quest'ultimo, che potrebbe essere senza nome o politicamente impotente, come costituente la città è stata scritta per contrastare le idee di Michel Foucault, il cui focus era sulle strutture del potere, sorte sulla scia dell'umanismo e dell'ascesa del moderno Stato centralizzato e burocratico, che esercita un controllo disciplinare sui suoi cittadini. Rivolgendo l'attenzione a procedure multiformi di resistenza difficili e ostinate che sfuggono alla disciplina, cioè all'azione umana individuale all'interno dello spazio urbano, Certeau è stato in grado di tenere in considerazione l'azione individuale all'interno delle teorie totalizzanti di Foucault sulla struttura del potere. Il secondo modello su cui desidero costruire è gli spazi di rappresentazione di Henri Lefebvre nella produzione dello spazio, il famoso libro. Con ciò intende spazi reali o caratteristiche del tessuto urbano, una chiesa, un mercato, un cimitero.
Nella sfera tradizionale della storia architettonica o urbana, questa categoria avvolgerebbe ciò che chiamiamo ambiente costruito, strade, edifici, piazze e parchi. Ma Lefebvre insiste sul fatto che tali spazi non possono essere trattati separatamente dalle rappresentazioni dello spazio che ne sono state formate. Nello schema di Lefebvre, le rappresentazioni dello spazio contengono idee ideologicamente codificate e culturalmente specifiche sullo spazio che sono articolati in oggetti e idee, dalla mappa in scala esatta di un urbanista allo schema cosmico medievale. E quelli che lui chiama spazi di rappresentazione, alla cui base c'è l'ambiente costruito, sono profondamente colorati dalle rappresentazioni dello spazio. A sua volta, l'ambiente costruito non può essere separato dalle pratiche degli abitanti delle città, quelli che camminano di certo. Quindi questa terza sfera, spazi di rappresentazione, postulata da Lefebvre, triangola il dualismo sopradefinito, immagine versus camminatore, che abbraccia l'ambiente costruito, ma anche ritenendo che l'ambiente costruito non sia un'entità fisica statica, ma flessa sia dalla rappresentazione e dalle pratiche. Lefebvre userebbe il termine pratica spaziale. Definisce tre categorie: il percepito, il concepito e poi aggiunge una terza categoria, il vissuto, che chiama spazio di rappresentazione. L'obiettivo del mio progetto è mostrare che gli elementi tessili negli ambienti urbani sono uno degli oggetti più importanti con cui possiamo analizzare queste tre sfere. La sfera percepita dalle testimonianze testuali e visive, riviste, corrispondenze, guide, dipinte, stampe. La sfera concepita, in cui l'agenzia dell'artista e i desideri del cliente devono essere analizzati da vicino. E la sfera vissuta, per lo più attraverso archivi e prove testuali. Infine, vorrei provare a leggere queste diverse sfere come spazi di competizione tra enti pubblici e privati cittadini. Questa ricerca parte dal presupposto che la maggior parte degli elementi tessili che si vedono in un contesto urbano, tende da sole, bancarelle nel mercato, bandiere, ombrelloni, tappeti e bucato sulle facciate, abiti indossati fuori casa, contribuiscano a offuscare i rigidi confini tra spazio privato e spazio pubblico. La Venezia del Settecento funge da perfetto esempio su cui costruire questa manifestazione. Non più un importante attore politico o commerciale internazionale, la città-stato faceva affidamento su un'industria tessile ancora vivace e su un'attività turistica che aumentava di anno in anno. Il fragile equilibrio politico che manteneva la pace e
l'indipendenza all'interno della Repubblica dipendeva principalmente dello stretto controllo esercitato dalla Serenissima sui suoi sudditi e visitatori. Quindi le questioni della privacy finirono più che altrove nell'Europa del Settecento a definire sia le interazioni sociali che il tessuto urbano della città stessa. Ma Venezia è tutt'altro che unica per la presenza di elementi tessili nel suo spazio urbano. Come possiamo vedere qui con l'esempio degli arazzi appesi alle faccette durante le festività, è un fenomeno comune della città moderna, ancora oggi presente talvolta. Qui è il re e la reina di Spagna. Ma perché Venezia? Essendo la città più densamente popolata d'Europa, Venezia ha sviluppato una rete di strade strette che sono state per lo più sostituite da corsi d'acqua come arterie di trasporto. Questo ha una conseguenza che di rado si è notata. Non ci si ferma su una superficie mobile come un canale. Nessun assembramento è realmente possibile. Non si possono sempre erigere strutture temporanee per vendere cibo o merci. Pertanto, tutte le funzioni urbane, generalmente suddivise tra diverse tipologie di spazi vuoti in una città normale, sono in gran parte concentrate nelle piazze. E c'è una piazza particolarmente importante, la più grande della città, centro del suo potere religioso, politico e culturale, quella dedicata al patrono della Repubblica, San Marco. E è qui che vorrei concentrarmi oggi. Si tratta di qui uno dei paesaggi urbani più celebrati e riprodotti al mondo del Settecento, quando incarnava il genere della veduta. Nel catalogo ragionato del Canaletto di Constable and Links, ad esempio, contiamo non meno di 76 dipinti sopravvissuti dedicati alla piazza, senza contare la massiccia produzione di stampe che servirono da modello per numerosi altri dipinti o copie in ogni media. Finora, la ricerca su questi oggetti si è concentrata principalmente su questioni di datazione, su questioni di prospettiva e luce, e storie di collezionismo e serialità. Oltre al ritratto degli edifici e la costruzione di uno spazio prospettivo convincente che consenta al proprietario del dipinto di ricordare o godersi uno dei paesaggi urbani più famosi al mondo, credo che ci siano dettagli aggiunti dall'artista che rivelano più del semplice una volontà di animare l'immagine. Confrontiamo una veduta di Michele Marieschi con una stampa contemporanea della piazza, di Domenico Lovesa. Come possiamo vedere, alla descrizione dell'architettura sono stati aggiunti pochissimi elementi di vita, trasformando il paesaggio urbano in un palcoscenico teatrale senza vita. I veduti, invece, introducono la vita su e dentro il palcoscenico e questa vita è espressa dagli elementi tessili.
bucato o arazzi appesi alle finestre, tende da sole alle facciate o su pali che invadono la piazza stessa, figure umane ridotto alla varietà delle loro vesti, intabro o maschere, ma anche bancarelle di venditori ai piedi del campanile o intorno ai tre piloni, palchi di attori costruiti per la stagione del carnevale. E quando iniziamo a guardare nel dettaglio queste vedute dipinte destinate ai turisti e in particolare britannici, si vedono sempre più di questi elementi, come in Piazza San Marco dal Canaletto. E a proposito, il prossimo semestre lavorerò con un collega ingegnere specialista di tensostrutture per determinare la correttezza delle rappresentazioni. Applicando metodi di forensic engineering, gli studenti ingegneri condurranno uno studio di fattibilità, calcolando l'irraggiamento solare, la composizione strutturale, cosa accadrebbe la sera quando si toglieranno le tende da sole dalle facciate, come i pali non scivolino sul selciato della piazza, orientamento dei fili e la quantità di tessuto necessaria per costruire queste strutture. In effetti, questi dipinti rappresentano spazi concepiti. Ad esempio, la piazza non è quasi mai figurata durante l'acqua alta. E sappiamo che accade nel corso del secolo. Piove regolarmente a Venezia e l'ombrellone non è solo contro il sole. Per esempio, nel giugno 1749 la celebrazione del Corpus Domini deve essere abbreviata e il doge deve essere protetto sotto un vasto ombrello. 10 anni prima, una pioggia incessante diede l'idea al cavaliere Michel Morosini di introdurre l'uso dell'ombrello contro la pioggia, per la prima volta a Venezia. Le signore, spiega Grevenbroich nel famoso manoscritto, non avrebbero lasciato la loro casa prima di essersi assicurate che questo strumento così importante era nelle loro gondole. L'obiettivo della mia ricerca è confrontare queste immagini con la realtà dell'occupazione quotidiana di Piazza San Marco e articolarle con il mito di Venezia, soprattutto come percepito dagli inglesi che furono i principali consumatori di queste immagini. Ad esempio, le immagini della piazza durante il carnevale, piuttosto rare all'inizio del secolo, con notevoli eccezioni come questo dipinto di Carlevares, tendono ad aumentare quando vedutisti come Canaletto o Guardi iniziano a lavorare in serie e non solo su commissioni specifiche. Inoltre, non si dovrebbero considerare queste immagini come documenti stretti. Sulla tela di Carlevares, le procurazie sono prive di tende da sole. Siamo in inverno e il sole non è forte, ma siamo ancora in inverno su questa tela attribuita alla scuola di Canaletto e tende da sole sono visibili su entrambe le facciate delle procuratie vecchie e nuove. Ancora una volta non si dovrebbe prendere nulla di così ovvio.
Concentrandomi sugli elementi tessili, propongo di leggerli come rivelatori delle tensioni esistenti sullo spazio pubblico tra i diversi utenti. In questa presentazione desidero sostenere che lo studio della presenza del tessuto negli ambienti urbani consente di identificare le tensioni derivanti dai tentativi dello Stato di limitare e controllare spazialmente la vita degli abitanti della città. Allora, quali sono i marcatori di questi tentativi di controllare lo spazio? Questa tela di Antonio Disgiani ci mostra due modi ricorrenti ma limitati nel tempo e dinamici con cui la Repubblica utilizzava elementi tessili per impossessarsi dello spazio pubblico condiviso. In primo luogo, la processione ufficiale della Repubblica, per il quale un baldacchino tessile occupa i lati della piazza. Come possiamo vedere in questa stampa del canaletto, incisa dal Brustolon, si tratta di una struttura temporanea costituita da pali di legno scolpiti come colonne doriche che sostengono un baldacchino sfrangiato in tessuto sostenuto da una serie di archi. Ma le processioni non si limitano al Corpus Domini. Vi sono ad esempio 36 processioni dogali annuali e ogni mercoledì, mattina a terza, intorno alle 7:30, il clero di San Marco va in processione intorno alla chiesa. Il secondo marcatore sono le insegne di Venezia. Queste magnifiche bandiere di seta dipinta e dorata sono qui eccezionalmente innalzate sui 3 piloni ereti nel 300 per identificare l'isola con sue navi. Sanudo scrive che nel 1370 fu deciso di fare i standardi di San Marco di Boncendato. Si parla ovviamente delle bandiere di seta. Fu fatto dopo la repressione da parte del doge Lorenzo Celsi della rivolta di Creta, cui seguì le straordinarie festività descritte dal Petrarca nel 1364. Tra le aggiunte alla Pala d'Oro e il rifacimento gotico della facciata di San Marco. La prima ramazione delle bandiere di San Marco risale al 15 gennaio 1376, quando il libro notatorio dell'eccellentissimo collegio cita una delibera per rifare la bandiera che sventola durante le feste solenni di San Marco. Decide di farla tantum pulcra quantum fieri possunt ed è ottimo cendalo torto. Il cendalo o zendalo si fabbricava a Venezia prima del 300 ed era un tessuto di lana e seta con fili ritorti di cui l'industria veneta era famosa, soprattutto nel mondo orientale. Nella processione di Bellini, i 3 pali appaiono come semplici alberi di legno. All'inizio del Cinquecento i 3 procuratori de Supra chiesero al Senato il permesso di far realizzare le 3 basi di bronzo scolpiti da Alessandro Leopardi. Gli standardi sono fragilissimi,
e i procuratori del Settecento hanno preso misure per proteggerli e conservarli. Ho trovato prima ieri nell'archivio questo documento, una deliberazione datata del 11 settembre 1735, per cui i procuratori de Supra ordinarono che gli stendardi non fossero alzati in caso di pioggia e dedicano 30 ducati all'anno per la loro conservazione. Anche a mia conoscenza, questi piloni sono il primo esempio in Europa di alberi da terra, augurando una tradizione che esiste ancora oggi e che è stata replicata da confraternite e altre istituzioni in tutta la città. È un progetto per il futuro, molto complicato. Ma per tornare ai cippi di Piazza San Marco, il loro posizionamento è della massima importanza. Giorgio Bellavitis le ha interpretate in modo convincente come un'iconostasi esterna della basilica, che segna lo spazio sacro della cappella e il potere regale del doge, lasciando infine il resto della piazza ai cittadini. Ma costituiscono anche un indicatore legislativo. Nel 1552 i cippi vengono posti come limite per la costruzione dei solari durante le festività. E poco dopo si dice che gli stalli si accomodassero oltre gli stendardi perché danneggiavano gli stolibati e i marmi della cappella. Il terzo uso dinamico dei tessuti come marcatori di spazio sono gli abiti stessi. Come hanno sottolineato Daniel Roche e altri storici della moda e dell'abbigliamento, la moda è un punto di equilibrio tra collettivo e individuale, un modo di caratterizzare la gerarchia sociale fissa e mobile. Serve come segno di distinzione sia attraverso forme, materiali e colori. Venezia ha una lunga tradizione della produzione di libri di costume, dal Cinquecento, e tutti i visitatori sono rimasti meravigliati dall'eleganza e dalla specificità dell'abito veneziano. E più che ovunque nell'Europa del Settecento, la Repubblica continuava a produrre leggi suntuarie rigorose che venivano proclamate in Piazza San Marco e affisse alle porte di ogni chiesa. Le autorità volevano preservare la virtù repubblicana, evitando l'emulazione e la rivalità. Questa tradizione deriva dal principio del Seicento di sapere convivere, savoir-vivre, nella società. È un strumento di stabilità sociale. Come ha scritto un senatore del Settecento, alterando l'abito tutto si trasforma, anche la libertà stessa, in arbitrarietà e disordine. I ranghi dovevano essere mantenuti visibili, soprattutto in una città in cui all'elite veniva detto di mantenere privata la propria ricchezza in nome dell'uguaglianza repubblicana. Gli agenti degli inquisitori di Stato
continuavano a riferire con moltissimi dettagli sulle infrazioni agli abiti dei nobili, delle prostitute e della popolazione ebraica. Per esempio, il 24 settembre 1737 scrive l'agente Caimo Antonio: l'eccellentissimo Lunardo Sanudo sta a San Polo alle ore 22 in circa, era sotto le procuratie vecchie, in velada nera alla francese, calza bianca, parrucca delfina longa con il cappello sotto il braccio. E c'era Sua Eccellenza Padre in veste al fianco. Passò e si fermò nella piazza di San Marco a contemplare il campanile. Questi cavalieri fu veduta da altri cavalieri veneziani e farse un grande bossolo mormorando e dicendo: «Gli manca solo la spada, peraltro pare un vero inglese». Ma, dissero i detti cavalieri, gran libertà, è finito tutto, si può andare come si vuole. Nelle vedute, la scala delle figure conferisce agli abiti un'importanza semiotica, al di là di ogni altro genere di pittura. Come è noto Goethe, tutto i veneziani indossavano ha il suo significato. Nel dipinto di Tiziani il doge è facilmente riconoscibile dalla sua veste d'oro, i senatori in rosso, i consiglieri in nero, tutti con la toga, un ampio mantello che più leggi provarono rendere obbligatorio per qualsiasi ufficiale da indossare vicino a Piazza San Marco. Il legame tra rango politico, abbigliamento e spazio urbano non è più visibile che nel broglio, situato ai piedi del palazzo vicino alla piazzetta. Tradizionalmente il luogo di ritrovo dei patrizi è anche il luogo dove un nobile che ha compiuto 25 anni o eletto tra i barberini viene solennemente ricevuto e indossa la toga. Metter veste era il termine usato per quel battesimo politico. Ma come abbiamo visto, i tessuti sono usati anche dai pittori per segnare la vita cittadina che cerca di sfuggire al controllo dell'autorità. Questi due dipinti realizzati dal Canaletto mostrano su quello di sinistra in maniera goffa il cippo che emerge dal corpo del procuratore di San Marco. Il quadro pendente lo mostra mentre indica una tensostruttura improvvisata mentre diversi uomini riposano pigramente, avendo addirittura stesso un tappeto sul gradino della colonna di Santo Daro. Poiché le vedute mirano a offrire ai loro spettatori un ricordo di una città vissuta. I pittori moltiplicano le indicazioni di quella vita per elementi tessili. La piazza è infatti abitata. I due edifici che ne delimitano i confini sono composti da appartamenti residenziali. Lo dimostrano le tende che scorrono, le tende da sole che si estendono alle finestre e persino i pani stessi sulle facciate che interrompono il maesto set teatrale progettato dalla Repubblica. L'ordine è persino disturbato dall'inclusione dei laghi, queste scatole di legno e vetro
che interpretano il ruolo del musharabie nordafricano e consentono ai suoi occupanti di vedere senza essere visti. Un dispositivo che non è proprio di Venezia e si trova anche nell'America coloniale, per esempio, in particolare a Lima, in Perù. Ma la piazza è anche un centro commerciale. Sotto i portici e intorno ai suoi marcatori verticali isolati, il campanile e i piloni. Le prime compaiono sul dipinto solo man mano che si espandono sulla piazza stessa e le seconde sembrano traboccare dai loro spazi riservati attorno al campanile e ai piloni sul terreno comune della piazza, nonostante i numerosi decreti che hanno cercato di delimitare gli appezzamenti conferiti a queste posizioni informali e effimere. Anche gli abiti sono significativi nella lettura della piazza e non tutti sono indicatori della presenza delle autorità politiche. Alcuni raccontano di Venezia come la porta d'Oriente, altri della sua eleganza. La descrizione di Ann Miller in Letters from Italy è molto simile a una descrizione verbale di una delle scene del canaletto. Ecco i senatori, i nobili, i mercanti, le belle dame e il popolo più meschino, ebrei, turchi, burattini, greci, saltibanchi, tutti specie di giocolieri e mirini. Nemmeno il costume o il linguaggio più bizzarri attirebbero l'attenzione in un ambiente del genere. È osservato Adam Walker, ebrei, turchi, arabi, in breve tutti i tipi di vestiti che si vedono nei libri di viaggio. Piazza San Marco è il luogo in cui mostrarsi e farsi mostrare o ridicolizzare, come abbiamo visto. È in tempi di carnevale lo spazio principale per i palchi teatrali che sono figurati ancora e ancora. Ecco la visione dei panetti e ecco i palchi teatrali che sono figurati ancora e ancora nei dipinti. Molto più di un segno molto comune, i predicatori, come l'inserimento di costumi religiosi, i monaci o le monache, che sono quasi sistematici nelle vedute di Roma o di Napoli, sono molto più rari nelle vedute veneziane. I vedutisti si allineano con la percezione comune dei loro clienti. A dire il vero, ho visto meno della religione cattolica romana, meno della sua mummia e meno dei suoi scene a Venezia che in altre parti della Francia o dell'Italia, scrive George Aiscon negli anni 70 del Settecento. Per concludere, vorrei richiamare un oggetto che incarna il complesso rapporto di controllo pubblico e libertà privata che gli elementi tessili ci aiutano a svelare. Questo segno chiave si trova su quel dettaglio di una tela di Giacomo Bella, il passaggio delle maschere il giorno di San Stefano, alla Querini Stampaglia. È diventata il simbolo contemporaneo di Venezia, la maschera.
imposti dalle autorità a rispettare la decenza nei periodi di carnevale e nei luoghi del gioco. La maschera e l'apparecchio che nascondono il corpo sono usati dai veneziani per sfuggire alla costante sorveglianza dello Stato, in particolare nei loro rapporti con gli stranieri. Tricorno nero, maschera chiamata volto o larva, realizzata in tela bianca cerata, un ricatto di seta e pizzo detto bauta e un mantello chiamato tabarro. La bauta può nascondere il sesso, l'età, la classe e l'identità di rango di chi lo indossa, stabilendo nell'incognito. Come ha sostenuto in modo convincente James Johnson, consente la conservazione della privacy e la libertà dall'esecuzione dei rituali sociali che ci si aspetta dai membri della classe patrizia. L'importanza della maschera nella cultura veneziana rivela il fatto che essa consente di tutelare la propria privacy nello spazio pubblico di fronte non solo all'intrusione dello Stato, ma anche ai giudizi di una comunità urbana piccola, ristretta e estremamente densa. Guardando in modo nuovo e in dettaglio queste immagini che sono ancora costantemente presenti nella nostra immaginazione, spero di ripensare gli elementi tessili come segni della competizione sullo spazio urbano condiviso. Qui gli elementi tessili che si vedono in un contesto urbano aiutano a offuscare i rigidi confini tra spazio privato e pubblico che le nostre società moderne sono ancora desiderose di stabilire. Grazie per l'attenzione. Grazie mille professore Paudel per questo intervento molto ricco, molto interessante, ci ha dato tantissimi punti per riflessione. Immagino che adesso abbiamo tempo per qualche domanda, immagino che ci saranno tante, però avviso all'inizio che il professore preferisce rispondere alle domande in inglese. Quindi si può porre le domande in inglese o italiano, però le risposte saranno in inglese, anche aiuterà me. Quindi c'è qualcuno qui in sala, qui in aula, che ha una domanda o per online? Ah sì, ma era una domanda molto banale. Sì, aspetta un attimo che abbiamo il microfono. Ah, il microfono, sì. È essenziale per loro che ascoltano. Grazie. Una domanda molto banale, ovvero ti chiedevo, dall'immagine da cui siamo partiti, no? Appunto sulle culture vecchie sono rappresentate appunto tutti i paesaggi, tutti storti. Mi chiedevo, ma come mai appunto non sono rappresentati in modo regolare, come probabilmente io me li immagino fossero regolari, non... Sì. It is exactly one of the questions I have. I think one of the things that one has to balance when we look at these images is the agency of the painter and what he wants to say, basically, what image. So there's first the idea that I don't think one has to think about these images as exactly the representation of what is real. It's you have one tenda de sole, and then you have 3 finestre senza tenda de sole, and I think maybe there were 3
tenda de sole one after another, but it would have been on the composition of the painting itself, a sort of an imbalance. So one always has to interpret the fact that this is a painting that has to procure a sense of balance and a sense of harmony also. And the textile elements are one of the very few things that he can change as much as he can, because nobody will check afterwards. As many art historians has known, the number of finestre nelle procuratie vecchie, how high the campanile is, or exactly the prospettiva, etc. And so the idea also is, so you've noticed that they are not exact, one part of the tenda is elevated more to, and I do, so one of the questions I had is that a reason because of there's some wind, and is it something, so that's one of the exciting things I want to work with the students of engineering, is that does it make any sense in structural terms? Is it easier for the stability of the tenda, or what I think it is, it's just a way for the painter to introduce us and to show his virtuosità in showing a very, very complex type of object, because he has to play with the shortening, he has to play with this very, very difficult geometry of the tenda itself. So I think what I want to show with this project is really based on this methodology, that we cannot look at this image as if they were only documents for historians. I think these are art objects, and we have to introduce art historical methods and see what does the artist want to tell us about Venice, and what especially wants to tell his clients. And so there's a huge part that I haven't started seriously to do, is really looking at the British clients and what they want to see. It's a bit like, what do they want to see? They want to see more carnival. They don't want to see it like what? They don't want to see the rain. They're not interested in remembering Venezia calda. They don't want to see snow. They don't want to see no. That they want to see for Amsterdam. People like skating on the canals. But in Venice, they want to see the sky. They want to see the beautiful light. So that has a sense, and it's not the reality. I mean, we had a wonderful month of January with one of the most beautiful moments and this blue sky, etc. But as you all know, this is not common. January usually is not like that. And February is not like that when people come to Carnevale also. So I think your question is right on point. It's exactly that. Is that, what does it mean when we look really in detail of how we painted that? Anna? Anna, si può dare il microfono a Anna. My question actually related to the answer that you just gave, and that's about the environment and the way that these textiles allow people to negotiate the environment of Venice, and particularly how they seem to telegraph a kind of virtuosity, perhaps of the state, but also of private actors in perhaps continuing to have daily life or ceremonial life in an environment that perhaps, especially outsiders, might think of as unusual or difficult. And perhaps the way that the rhetorics of umbrellas and sunshades might in fact telegraph a kind of power in the sort of negotiation of that environment or climate. Yes, I think that's what the textile do in these images. One example is that, so there's different ways you can introduce life in an architectural setting, which may, in order not
to make it boring, but to make what the client want is to have the experience. It's not centered on the monument. It's centered on a space that is inhabited. And I think that is very important. It's not a series of monumenti that Falda, for example, that you can buy in print, where you have la chiesa di questo, il ponte di Rialto, etc. It's not about knowing the architecture. It's about remembering the experience of living the city. And so there's different ways one can do. When you compare between the veduti, the vedutisti that work in Rome or Naples and those who work in Venice, there is one huge difference that I found, is that one way in Rome, for example, to introduce life is to put in the tradition of the Renaissance, to show architecture, especially antique architecture, to show a lot of herbe, to show like on the monuments, you have like on the cornice, you have all the herbs that grow, etc. In the first paintings by Canaletto in the 1720s, he tried that. And you have, if you look in detail, on the one in the Thyssen-Bornemisza collection, in the one a bit in the Met, in the one for Consul Smith, there are on the cornices, you have the interruption and the growth of plants, etc. We know, I mean, by the archives, and I checked that again this week, that there was someone paid every year to clean all that and to take all the herbs and all the mosses from the procurator. His name was Memmi. This guy was going, he was really paid like 3 ducati all'anno, not much, but he would take, so we know that it's a space that is controlled you can't have things growing on the procurator, like that would grow on Roman antique monuments. So how do you show antiquity? How do you show life? If it's so textile, and I think the way, especially Canaletto, shows the textile tattered, I mean, destroyed, not clean. I mean, it's very strange when you look in detail. These people, le tende were not like totally destroyed. They were in perfect shape. People wouldn't have that on Piazza San Marco. But he decides to paint them and to give a sense of these antiquity of the textile. And it's a way for me, I interpret that as a way to show the antiquity of the place. It's this old tradition of the Veduta that shows like the passage of the years, the same way, and it's especially true at the beginning of the period when Canaletto is not working, especially in serialità, and is working in the tradition of the ruin paintings, like Panini in Rome, and insists more on that. Then these, and if you look really closely in the 1740s, in the paintings of the 1740s, this tends to disappear. And I think it's because the client don't want to see the ruin. They're not, Venezia non è uno rovine. It's not, it is, each city has its own characteristics. And what they want to see in Venice, it's not the ruin. They don't want to see the ages in Venice. They want to see the life, they want to see many things, pleasure, monumentality, order, that is very important, especially for the British. It's like the order of the government of Venice and the stability of the government, etc. But they don't want to see ruins. And I think that is also, I mean, there's a lot of things you can tell through textiles. That's what I try to show. The idea is not, I mean, there's a lot of things that other people have said already. There's nothing really
it's not a revelation. Oh my God, like Venezia tries to show its antiquity. No, that everybody has said that before me. But what I want to say is like, you can also say it when you look at textiles. And maybe you can say other things also. It's like, it's almost like, don't forget, that is an important part that we don't look at enough. So you tell us that in the 1740s, on the painting, you did not have the tende anymore, but in reality, do we know when the appeared? Well, you have the tende, but you don't have the tende in, how would you say, shattered? Sì, frammentati o Frammentati, stracci, usati. usati. Non sono usati, sono rappresentati come nuovi, puliti in quei anni lì, mentre prima cioè lui dipingeva i testi in maniera più, come se erano più vecchi. Sì. But they were used till the 20th century. Oh yes, I mean, and today, I mean, not on Piazza San Marco because it's mostly offices now, and so people don't live there anymore. But if you look at photographs of like the piazza in the 50s, in the 30s, etc., you see that, and everywhere but this is not. Okay, there's always, and that is always for me a way to remember because that's why I started with Italo Calvino, is that it's true in every city where you have the sun. I mean, it's true in every Italian city, it's true in every Spanish city, it is true in every city where the sun is too strong, so you need these objects. I think there is something specific in Venice because it has been represented so much. It's the city that has been represented the most in the century. So this is where the specificity is. It's not in the use of tende or mercati or tappeti, arazzi, etc. That everybody does. That's not the issue. The thing is that there we have a moment when we can really look at this massive production that we don't have for Madrid, Napoli, Torino, etc., or Marsiglia. And in fact, that's very methodologically interesting because you can make comments like in the 1740s, the paintings tend to show the tende more clean. Yeah. Because you have that mass of images and of representations that for another city might not be able to make the same, like follow the same line of change. Yeah, and because it is the place of the Veduta, and yeah, the corpus is so enormous, it's impossible to do the same job for another place. Try to do that with Dresden. You have like a few Bellotto paintings, and that's it. And then you say something about Bellotto, but you don't say something about Dresden. Abbiamo un'altra domanda qua, se si può passare sul microfono. Cioè, inglese o italiano? No, italiano va bene. Sì, però vorrei introdurre un paio di temi più ampi, perché anche, visto che c'è Valentina, che noi veniamo da studi di periodi precedenti al Settecento. Dunque, due cose proprio da storico. Io sono storico e non storico dell'arte, quindi da una prospettiva diversa. La prima è che venendo qua a Venezia Tessile, il nome già di per sé stesso pensavo si parlasse dell'industria tessile. Quindi forse per future presentazioni con un pubblico interdisciplinare sceglierei un titolo un pochino più vicino proprio all'elemento di cui lei parla, perché se dice Venezia Tessile uno storico come me la intende tutto quello che riguarda la tessile, quindi anche l'importantissima industria tessile che peraltro è stata studiatissima ed è fondamentale, è una poi delle attività
come sappiamo che da 400 diventa fondamentale per Venezia nel passaggio dalla Venezia marittima alla Venezia, diciamo, moderna. Ecco, primo punto così generale. Secondo punto generale, avendo studiato anch'io degli avvenimenti abbastanza bene, degli avvenimenti che lei cita spesso come appunto l'uso sia delle tende di Piazza San Marco per coprire le processioni, non solo le processioni, ci sono tantissimi esempi, anche per esempio per gli ingressi dei capitani generali Tamar, eccetera. E avendo anche riscontrato l'uso molto interessante di cui ho parlato anche in un paio di occasioni, degli stendardi, ecco, devo però dirle di lavorare, questo mi interessa da storico, sulle specificità del Settecento, perché molte cose che ha detto in realtà fanno parte di una tradizione lunghissima di Venezia. Io a un certo punto faccio finta che non eravamo nel Settecento, alcune cose che dicevano erano già del 4 e 500. Ecco. Sì. Diciamo, i problemi con la pioggia nelle processioni di Corpus Domini cominciano prestissimo, già nel 1500, le cronache, basta leggere i famosi diari di Marin Sanudo e tutti i temi che lei ha attaccato vengono fuori. Molto interessante l'uso, anche le fonti cerimoniali, si parla dell'uso delle antenelle per tenere questi diciamo, protezioni e per non parlare degli stendardi. Io ho lavorato sull'esposizione per esempio nelle grandi cerimonie, soprattutto a Pasqua, ma anche in occasione delle processioni di Corpus Domini o delle processioni per eventi straordinari. Venivano esposti non solo gli stendardi della Repubblica, ma molto interessanti anche gli stendardi di personaggi importanti, come, e questa è una cosa che ho detto un paio di volte nelle conferenze, ma forse non ho mai scritto, degli capitani generali Tamar. Ecco. Comunque questo è un argomento che potrebbe essere, sono argomenti che potrebbero essere molto anche poi le tende, quindi anche con tutto l'apparato molto interessante teorico che lei ha detto, però si potrebbe tutto facilmente esportare a 2 secoli prima. Venezia, lo sappiamo, è una città dai lunghi tende a essere molto conservatrice come civiltà, e quindi invece penserei a, ecco, anche il veduttismo, molto interessante il veduttismo settecentesco, però io lavoro molto per esempio sul nuovo successo delle feste veneziane nella pittura seicentesca a partire di Joseph Haydn, il giovane, e tutte le cose che lei ha detto molto interessanti di Canaletto, Guardi, ancora prima c'è Carnevalis, eccetera, hanno in realtà già alle spalle un grosso lavoro, un grandissimo successo anche commerciale. Trovo questi dipinti in tutta Europa già a partire dalla metà del Seicento, soprattutto con la scuola di Joseph Haydn. Ecco, non voglio tenerla troppo a lungo. Lavorerei su anche le leggi suntuarie, no? Le leggi suntuarie ne abbiamo una quantità enorme e dagli storici del Medioevo e del Rinascimento non vengono più considerate come leggi che hanno una capacità di intervento. Vengono considerate come leggi che registrano dei fenomeni epocali che stanno succedendo all'interno della società e che poi in realtà servono a poco, hanno poco effetto nella società, anche nella mitica Venezia il potere soi-disant molto forte, eccetera. E per questo che sono fatte spesso, proprio perché non servono a nulla. Quindi anche lì appunto cercherei un po' di capire. E lavorerei piuttosto su quelli che io vedo i cambiamenti. Scusatemi se mi prolungo, ma sono temi grossi. Per esempio, già quello delle maschere è un grosso cambiamento per chi appunto come me studia il Rinascimento, come il libro di Jim Johnson ha dimostrato molto bene, c'è un grandissimo aumento dell'uso della maschera, soprattutto nel corso del Seicento, da quando il carnevale cambia, no, le sue caratteristiche, c'è un grosso cambiamento delle caratteristiche del carnevale veneziano nel Seicento. Ecco, la maschera, per esempio, è un fenomeno abbastanza nuovo dell'età tardo-moderna, ecco, che è difficile riscontrare negli stessi termini nell'epoca nostra. Questo è un cambiamento grosso che vedo. Poi ci sono, e qui c'è un episodio che forse anche Valentina, di cui ho sentito parlare, molto interessanti. Poi c'è un cambiamento, per esempio, famoso nella situazione tessile della festa degli anni della festa della Sensa, no? Le grandi botteghe della Sensa, che anche queste avevano tutte queste grandi coperture. C'è, non so se ne hai sentito parlare anche tu, Valentina, questa trasformazione della festa della Sensa negli anni 70 del Settecento, da
copertura Tesla a copertura lignea, sì. no? Con l'architetto Bernardo Macaruzzi. Ecco, comunque per concludere velocemente, scusate per la lunghezza dell'intervento, non molto anglosassone, molto italiano. Ecco, lavorerei proprio sulle caratteristiche del Settecento, perché molte di queste cose vengono da una lunghissima tradizione veneziana. Capire cosa è cambiato e cosa non è cambiato, perché c'è un po' questa percezione che anche noi storici abbiamo di queste permanenze. Invece a me, come a lei, come penso tutti gli storici, interessano molti cambiamenti. Ecco. Quindi la inviterei a lavorare da questo punto di vista e non su queste cose generali, ripeto, fanno parte. E questo penso sia la sfida, perché anche la stessa sfida, io lavoro su cambiamenti fra 4 e 500, quindi penso che questa sia per un progetto grosso di lunga durata, questo sia la sfida vera, insomma. Penso. Grazie mille. No, I cannot agree more with what you say. All the phenomenon that we are looking at in these objects are long-term phenomena. They exist forever. What interests me is how they are sold to outside. And especially in a very specific moment where I think the biggest change is the amount of tourism and how tourism is really changing the market itself. And you have a new specific genre of painting that takes all these elements that have existed for centuries. And what do they choose among these elements? And what do they focus on and neglect? Like that, for example, the Predicatori, they're not interested. There's only few processions that are shown, not others, and there's so many that are interesting, but they basically, as usual with tourism and tourists, you have to show something that they already know and they've already seen somewhere else. So it's this phenomenon of repetition that interests me, and I think in the massive aspect and the multimedia aspect of these objects, I showed like a plate, for example, with a view from the print or this kind of thing, that these objects are really interesting to look at. I don't say, I'm not, I think I must make myself clear, I'm not interested in the history of the space itself of Venice. I'm interested and I'm looking at the space of the archives in order to understand the differences in the representation. But my main core topic is really the paintings. And to understand how they are perceived, what is the agency of the artist, and what do they say about a certain image of Venice? What kind of image they transmit abroad? Because as we know, it's not for the Venetian market at all. I mean, nobody collected Canaletto in Venice. So which is, I think, also the difference with the Seicento, where the market is partly also local, and Venetians would, I mean... No, I would go back to Joseph Heinz Leander. No, that's the moment in which the market begins to change substantially. And there is an enormous, if you go on internet, to quote Caccia dei Tori or Festa della Senza, you will find an enormous number of paintings about the same topics of the Vedutisti, starting from the, I would say, 1660s, 1670s. No, for what the point that you are saying, I've been working myself on this kind of iconographical sources. The real revolution is starting with the changes in the carnival and the perception of the Cialaka carnival, second half of the 17th century. From that point of view, the Vedutisti are continuing a tradition that is already existing. It's not so big. It's not so Canaletto in London and so forth. But you find now these paintings all over Europe.
I found it in Sicily, I found it in Rome, I found it in Switzerland, I found it in Lago Maggiore, I found it recently in Liguria. Huge expansion of the pittura violpista, specifically of the procession, ritual, festival games. Sorry. What is very interesting, you can see a lot of the representation of the long Venetian tent outside, especially in the representation of the Guerra dei Pugni in San Barbara. You're going to find a lot of all. So I would go from talking about revolution and changing in the market or even foreign market. I will go back a little earlier. That's my advice for them. No, but I totally agree, and I've been looking at Heinz a lot. But I think there is a change between the first pre-Veduti style, like Heinz, that show events, that shows moments, a bit like Carlevaris received commission to show the entrance of the ambassadors or the regate. Whereas the moment where there's no events, when you show most of the paintings in the Settecento, there are some which are specially commissioned to show a regatta or the moment of the election of the Doge, etc. But a lot are not about things that are specifically happening, but the life itself experience outside of the calendar of events and things that happen in Venice. I think this is the huge difference. And it's interesting because it shows a different type of souvenir that the tourists want to bring back home as an image. It's not the remembrance on the event that would happen every year, but it's really about an atmosphere, something that, and the textile for me are keen in a way to draw this atmosphere more than just repetition of the architecture itself. I have a question that relates sort of to what we've just been talking about. So I was interested in what you were saying, particularly about the British audience, the audience in England, and reminding us of that, the connection that the British made with the government of Venice and their strong investment in the myth of Venice as a myth of good order in the city. And therefore, it kind of is surprising once you put that view on it, that there are fewer representations of state-organized events, which you might imagine would, nicely represent a well-ordered city, and instead they're tending more towards this kind of timeless experience. So I suppose I have a question that's about that. Like, why do you think that the British audience, I know you were saying you're still going to work on this, but why do you think the British audience don't go for representations of the state in its well-organized glory, which I suppose I might expect them to? And then this is really left field, but thinking of 18th century Britain and the really growing consumer culture in textiles there, do you think there could be anything going on to do with the representation of textiles in the Venetian city and the reception of that audience among a cultured British public who are themselves very, very invested in their own commerce in textiles? Yeah, there have been wonderful studies of the history of the relationship between Venice and Great Britain, and so I'm really of course I can't remember any name, and it's really horrible, and I feel really ashamed of that, but there are very, very strong historians that have worked on this question of the evolution. Yeah, Elgin, for example, Elgin, so on the myth of Venice, etc. And there's a and if I do remember well, there is really a transition in the 17th century. Especially the Whig Party the pre-Whig Party was really keen on putting forward the notion of the stability of the Venetian government and Venice as a model. And then
some French writers have attacked and shown a different way, especially Amelot de la Houssaye, for example, a different way of Venice as more totalitarian state, cruel to its citizens, really. And so Venice starts in the political thought in the 17th century at losing its attraction of power, etc. And so I think for, especially by the 1740s, when the British were collecting Venetian painting, it was not so much a political statement the same way it was a century before or 2 generations before, when it was really a political statement. And with, especially at the beginning of the 18th century, with the Palladian movement, we think of that Lord Stanhope in the British Gardens, for example, as Stowe, when you have the idea of using Venice as really a political model stands to be more problematic, I would say. The second question, there is obviously the British have taken international trade over the Venetians in the 18th century, and even if the Venetians have still an extremely strong textile industry, they don't have the same type of trade within Europe. Their trade is now mostly with the Ottoman Empire, and they try to diversify their types of textile to not only the high end, for example, abandoning velvet, which was a big deal. But the British are fascinated by the fashion, the Venetian fashion, and for the Venetian dress, the Carnevale are introduced at the Ranelagh. How do you pronounce Ranelagh? Ranelagh, but well, the pleasure grounds in London. Ranelagh. No. You say Ranelagh? No, I can't remember. The pleasure grounds where you have the Venetian ball, when you have, and the Venice as a city of pleasure, going back to the old like Venus, Venice, the analogy, etc., is really strong in the 17th century. And in terms of fashion, more in terms of shapes than fabric itself, I think. But that, I mean, I'm not properly an historian of fashion, so I will defer to people who know much better about these questions. But what I do understand is that the images play a much better role than the industry itself in selling Venetian examples in Great Britain. My question is linked to Cleo's one, and if do you think that that Canaletto's client or Guardi's client had any sort of any kind of expectation about what they wanted to see, like any particular dress or clothes, something like that? Not sure it would go in that detail. Especially after a moment where basically, I mean, you have the moment, the client arrives and he asks the agent, mostly Consul Smith, so I want like 4 Canaletti. I'd like 1 piazza scene from San Gimignano. I want 1 piazzetta. I want 1 Farina and 1 Ponte Rialto. And I'd like it to be, I think, kind of the same as he did for Lord so-and-so that I saw before leaving for Venice. Or something that I've seen in print in the series that were printed, like did by Brustolon or etc. I think the choice of the maneke, the little figures, are really the artist's choice. I have no proof for that, but I haven't found anywhere in the literature yet a letter or something that would say
Lord So asked that there would be one procurator, a beggar, and 3 dogs playing together on the painting. I think we are not at this level. So I would interpret all the figures as really coming from his own quaderni, its own stock of images, and mostly for compositional purposes, balance on the tela, colors, a touch of red here that would balance another touch of red that is there, and also what it says about the daily life. In this balance between something that is elevated, but also that is not stiff. It is an important place that Canaletto, like any Venetian, respects and think that it is the center of the city, political, etc. You're not going to show many beggars there the way you show them in Naples or in Rome or in other places in the city. You can see dogs. You're not going to see someone defecating, fare il caca, like you could see in other paintings, because it's kind of fun and you look for details. The clients like to look for funny things. You're not going to find that on Piazza San Marco. So it is this funny balance about what he wants to say and still please in a picturesque way, but still staying, not offending. I mean, I don't think there's a censorship where the Inquisitoria, la Bestiema, are going to come and check that everyone is. That's not the way it works, but I think there's a self-censorship. And there's a way of, I mean, I do think like every Venetian, Canaletto was extremely proud of his city and want to show good view and an interesting and complex view of the city, and not a city in ruin, not a city dirty, not a city that would, and because you have like pages and pages in the relations of the travelers about la puzza nelle scale dei giganti, la e tutti fanno la cacca nella piazza, etc. You have like tons of relations that, yeah, it was a very dirty, not respected somehow space, but that is not shown here, where it's shown for other cities or other parts of the city. Do you have any questions coming from online? No. Okay. Yeah. Grazie Basile innanzitutto per questo. Non riuscite a sentirmi? Sicuramente, giusto? Mi sentite? Ok. Meglio, sì. Ok. Dunque, io intanto volevo fare complimenti a Basile per la sua bellissima conferenza. Mi è piaciuto moltissimo anche tutta la riflessione metodologica sullo spazio urbano, insomma, teorica che ha costruito e che ha consentito sicuramente a un pubblico di studenti anche di così prendere le misure con un fenomeno così complesso come appunto l'analisi dello spazio urbano e addirittura forse più la rappresentazione di questo spazio urbano in pittura. Io poi vorrei sottolineare alcune cose che mi sono venute in mente mentre ti ascoltavo. La prima riguarda, è un po' in continuità con l'osservazione che ha fatto Matteo, a proposito di questa long history, no? Quindi l'idea che appunto non siamo di fronte a fenomeni che, come dire, hanno origine nel Settecento, ma si tratta di una parabola lunghissima. E allora mi sono chiesta, proprio ascoltandoti, se non valesse la pena e se non dovessimo considerare tutti quei provvedimenti, cioè i provvedimenti che attraverso i secoli in qualche modo danno la misura del controllo su
su Piazza San Marco. Per esempio, all'inizio del Cinquecento ci sono una serie di provvedimenti molto chiari per cui la piazza diventa un luogo in cui il famoso popolo meschino, tra virgolette, che tu hai evocato, non è più ammesso. I mendicanti, i malati, gli sciancati non possono circolare in piazza, devono essere letteralmente così posti a margine di quel luogo che è uno spazio di potere, però allo stesso tempo poi li vediamo rappresentati e diciamo così tornano ad essere rappresentati certamente nel Settecento e certamente anche prima, e quindi c'è da chiedersi in che termini questa immagine di Venezia, questa immagine dello spazio urbano veneziano sia anch'essa, tra virgolette, controllata o semplicemente gestita. Cioè, quello che voglio dire è che forse il solo attore non è il pittore e forse non è neanche soltanto il cliente, ma qual è l'interferenza, se c'è, rispetto appunto alle aspettative dell'autorità pubblica. L'altro punto che mi piacerebbe molto così che tu approfondissi, ma magari questo lo farà nel corso delle ricerche, più uno spunto, è la discrepanza che esiste. Siccome quest'anno noi stiamo trattando un tema che mi è molto caro, cioè quello dell'opera corale, intesa come opera collettiva. Allora, quando guardavo a questi tessuti che popolano lo spazio, mi sono chiesta se non valga la pena di approcciarli anche da questo punto di vista. Mi spiego meglio. C'è un tessuto che è individuale, la maschera, l'abito, e ci sono dei tessuti che invece sono rappresentativi di una comunità, gli stendardi, insomma, ciò che è legato più all'espressione di una collettività. E allora mi sono chiesta se secondo te è possibile che in qualche modo funzionino a livello di agency diversamente. Grazie e complimenti ancora tantissimo per il tuo lavoro, perché se è vero che si tratta di temi, cioè quella dell'importanza appunto degli apparati, diciamo così, molto frequentati, non sono invece frequenti le ricerche che guardano alla rappresentazione dello spazio pittorico in questi termini, neanche nel Rinascimento. Grazie per le domande. Yes, I haven't insisted so much on the control of the space because this is what I hope to find in the archives. And I have only 4 days of archives behind me. But what I already found is that, for example, every seller needs an authorization to sell anything on the piazza or the piazzetta or etc. So the space is heavily controlled, I think, even more than anywhere else. And that's what makes it super interesting if you look at the images where sometimes you have the feeling that there is this will of not showing a very controlled space. I mean, I remember like yesterday reading, there was the Venditore d'Angurie that received this license to put this casotton between the 2 columns, but only during the season. And it's very specific that if it's not the Stagione delle Angurie, he cannot sell anything, he cannot be there. So there's going to be, we know that the Capitano della Piazza is going to control that. He's going to go and check that, oh, no, it's true, we are now in like ottobre, non è la stagione delle ungurie, non si può mettere il cassetton. So, but I really need to, that is the huge methodological problem of this research, is the long term. I cannot look at the archives from
the 14th century to the 18th century. But it's certain that many laws that are used in the 18th century date from like 4 centuries before. The good thing is that each time, and as you all know, because you've looked at documents in the archives, each time there is a deliberation or something, there's always the reference to the legge or in the registry with the date. And the date could be, and I found in the like late 18th century document reference to Cinquecento legge with the date. So in a way, with my hope is that I have the date, I can go back and ask the registrar if it has not been published and studied before, etc. That would, thank God, the Venetian bureaucracy is so insane, so pazza, that it helps the historian to go back and find that. The other thing, my sense is that in the Canalotto paintings, everyone is a representative of the collectività. There's no individuality. There's no, the scale doesn't allow that. You cannot recognize anyone. They're too small. So and that's a change with the generation before, and I think with the 16th century, it's the scale. People are too small. They are types. They are representing a collectivity, a community. You will have one Armenian, you will have one consigliere, you will have one procuratore, you will have one senatore, you will have one pescatore da Chioggia, and each one, because the visitors are obsessed with costume books, and they know Vecellio, they always comment on costume, etc. They can see, oh, this is an Armenian, this is a Greek, this is I know this. This is a Nicoletto, this is an Arsenalotti, Arsenalotto, etc. And I think that's also one fantastic game that clients love to play once they're back, and that is provided by the painters. Each one is, by alternating, it's not only composition, but it's also representant of a community. The individuality, I think, doesn't exist at all. And so you're absolutely right. It is an opera in chorale. Do you have further questions online or no? Ci sono delle altre domande qui in aula? Sto guardando come prendo le carte. È tardi. Sì, è un po' tardi. Io avrei un'altra domanda, ma non voglio farti rimanere per sempre, forse ti chiedo dopo. Posso chiederti dopo? No, okay. Faccio l'ultima domanda. This is maybe straying off because it's straying away from the representation question. So tell me if this is outside of what you're thinking about. I'll take off the mask. I don't know. I was thinking about when there are those representations, or when, not just the representation, when the thinking back to this binary about public space, private space, that very suggestive framework about textiles operating in the tension around spaces between private and public. That it was making me think, probably always from an earlier perspective, about when the guilds or the confraternities go on procession and they so intensely use textiles as part of their own taking possession of the city, I think is a phrase you use that's kind of beautiful. And I wondered if I should be thinking about them as doing so, where do they fit in that? Is it private versus
governmental control binary, given that the guilds kind of, they have judiciary control, but they're also made of collectives of Venetian citizens, and therefore are those events interesting in themselves as moments of performing those tensions and exchanges through textiles, or would you say that the guild performances with textiles should fit on the public side? Yeah, do you have a comment on that? I think it is a very good question, because by definition the guild are in between. I mean, they don't enter this binary construction that I think works well for Piazza San Marco, but doesn't work well outside. And I think because I mean, the processions of the guild are, I mean, each time you use the visual impact of textile, it's the moment where you occupy visually the space. You block the view basically, and so you privatize the view, and you can say that almost. I mean, when La Repubblica, il Doge goes through San Marco, I mean, the piazza is a common space. It's not forbidden. It's a space that is used by citizens, and suddenly they occupy and they push away the people, the sellers, and all these. So it's I think, I mean, this is what I want to work the most on, because I think there's a lot of problems in this binary vision between public and private. It works extremely well in our modern societies. I mean, it's like, I mean, last year, for example, it was not the case here, but in New York, where I live, there's no terraces of like restaurants, etc. That doesn't even exist. But we've covered, because people couldn't go inside, all the restaurants, the bars started to put terraces and tables, etc., on the sidewalk, like the marciapiedi. And because COVID happened in the winter, they had to cover all these spaces with textile things. And it occasioned a lot of problems, because if you have a city where on the marciapiedi usually you don't have tables, etc., you have people who are with the strollers with babies, people in wheelchair, people who need space to walk, anziani, etc. Suddenly they were furious because there was no more space on the marciapiedi, because it was privatized by the restaurant and the bar's owners. And I think here, for me, the textile was really the exact appropriation of a common space that belongs to everyone by a private entity, but also the private entity that also benefits the common, because people were happy to be able to go to bars and restaurants. It was not purely private. It's like when you have a canopy from a building, an hotel, you know, that goes on the marciapiedi, the space underneath doesn't belong to the hotel, but because you put a textile element on top of it, it immediately established this kind of blurred space between private. Is it part of the hotel? But is it a public space because people can walk on it? But sometimes there is a tappeto, etc. So I try to put, but I think what is super interesting is when you try to transport this vision in early modern cities, it starts to become much more complicated. Yeah. And I think it's super important methodologically to show that this division that for us is super clear is not clear at all in the early modern world, and is extremely more complex. And I think
what I want to show with this project is also that the notion of privacy, of public and private, is radically different in the early modern period than it is in the contemporary period now. As much as the city-state of Venice tries to control the space as much as possible, in a very modern way. Fantastic. A lot of problems. There's a lot of good questions, a lot of problems. But, thank you so much, grazie Grazie a voi complimenti, è stato bellissimo anche per l'attenzione, per tutte le domande, per la pazienza. La pazienza anche con me. Valentina, buona guarigione. Sì. Grazie, grazie, conto di essere già guarita domani, speriamo bene. Io ne approfitto, visto che mi avete concesso la parola, per ricordare ai nostri ospiti e al pubblico sia in sala che a casa che il prossimo appuntamento con le attività di Rive è per il 24 febbraio, dove avremo l'opportunità di riprendere con i seminari e ascolteremo Francesca Cocchiara che ci parlerà della nascita di nuovi generi artistici e letterari, artigiani del libro e peintre graveur al servizio delle accademie veneziane del Seicento. Io ringrazio ancora tantissimo di cuore Basile, grazie a tutto il pubblico in sala e a casa e buona continuazione a tutti. A presto, arrivederci. Ciao.